quadro è grave dal punto di vista psichiatrico. Sicuramente è grave, da come si presenta, sicuramente sì. Si preannuncia un lavoro non facile, quello di Tullio Franceschini, lo psichiatra scelto dalla difesa per fare luce sulle cause del massacro di via Rosolena Vittorio Veneto. Franceschini dovrà districare il groviglio di emozioni nel quale Riccardo De Felice sembrava essere rimasto intrappolato negli ultimi giorni prima dell'uccisione del padre. Le buffe deliranti esistono, sono documentate senza dubbio, si tratta di vedere se questa situazione rientra in quel tipo di tipologia di psicopatologia, insomma. Bisognerà quindi capire quando la situazione è precipitata e perché il giovane laureato in filosofia ha imboccato il punto di non ritorno, convinto che l'uomo poi massacrato non fosse suo padre, ma una minaccia. Se si acclarasse una bufera delirante psicotica, lo stesso processo si risolverebbe in un nulla di fatto. Il giovane non sarebbe imputabile per totale vizio di mente. E qui si apre un'altra questione immediata e già vissuta in altri casi anche recenti, come per Steve Quintino, il 19enne che in apparente stato delirante il 1° ottobre scorso seminò il panico tra San Zenone e Riese, investendo in auto e uccidendo una persona. Purtroppo ci sono scarse, le comunità sono poche, le risorse sono ancora meno e ci sarebbe tutta una questione politica da rivedere, da riprendere in mano, questo indipendentemente dall'amministrazione della nostra regione. Stiamo parlando di amministrazione di tutte le regioni, sinistra, destra, non cambia nulla. E al di là anche del caso specifico, insomma, il problema E al di là del caso specifico c'è proprio una questione di investire su un bene che io ritengo essenziale per una società civile.